Perché il 13 giugno sarà una data importante per la provincia di Belluno? Inizierà il servizio con i treni elettrici nella linea Belluno-Venezia. Mattia Centeleghe, presidente di Treni Belluno e in questo caso portavoce anche di Ferrovie Arrugginite. Dopo ne parliamo, ma Esattamente. adesso dici che cosa sta per succedere? Perché il 13 giugno sarà una data importante per la provincia di Belluno? Inizierà il servizio con i treni elettrici nella linea Belluno-Venezia. Dall'introduzione dell'orario cadenzato era venuto a mancare il collegamento diretto tra Belluno e il capoluogo di regione, quindi con il cambio a Conegliano di cui si era discusso. Finalmente torniamo ad avere di nuovo il treno diretto e direi un signor treno, nel senso che al di là del treno elettrico è un collegamento diretto e in un numero di corse che non si era mai visto prima nella storia della provincia sostanzialmente. Di quante corse stiamo parlando? Parliamo di 15 corse dirette, quindi 7 in un senso e 8 nell'altro giornalmente, con un cadenzamento circa biorario nelle fasce di punta e un numero di corse che oggettivamente non c'è mai stato. L'ultimo orario pre-cadenzamento prevedeva 5 corse dirette da Belluno a Venezia, su un totale di 9 corse tra Belluno e Conegliano, quindi con i vari cambi si riusciva comunque ad arrivare a Venezia, però questo è un cambiamento abbastanza significativo, sia per la corsa diretta in sé, quindi per non avere il cambio a Conegliano, sia perché comunque vengono introdotti comunque dei treni nuovi, dei treni che escono dalla fabbrica da pochi mesi e prenderanno servizio su questa linea, sono i Quindi POP insomma i pop, di cui ecco, abbiamo sentito parlare. Sì. ecco, quindi, e che abbiamo già visto anche Abbiamo muoversi, anche già no? visto Perché c'è stato nella qualche... corsa prova della settimana scorsa che abbiamo avuto il piacere di filmare e fotografare in lungo e in largo. Sì. Sì, beh, è un'emozione, il Beh sì, treno insomma, elettrico sì. qui, voglio dire. Sì. Allora, in fondo è passato anche poco tempo perché si parla di 5 anni fa, no? Quando è cominciato il ragionamento più o Sì, meno sulla diciamo che la possibilità. svolta, secondo me, è iniziata con i ragionamenti attorno all'orario cadenzato, nel senso che anche noi come Treni Belluno, come associazione, abbiamo iniziato a muoverci, diciamo, in maniera pubblica proprio in occasione del cadenzato con vari eventi, perché le prime bozze di orario, diciamo, penalizzavano parecchio la nostra provincia e avevano una serie di configurazioni dell'orario che non erano proprio il massimo, diciamo, quindi lì abbiamo iniziato a muoverci e effettivamente con l'orario cadenzato sono emersi quelli che erano i limiti anche più che altro delle linee, perché parliamo di Conegliano-Belluno, ma anche Belluno-Montebelluna, poi Sì, Padova e dall'altra anche parte, Cadore. verso Padova. E sono emersi soprattutto i grossi limiti che aveva il materiale rotabile, quindi il treno proprio come mezzo che percorre le linee, quindi l'obsolescenza comunque del materiale diesel e la necessità di provvedere in tempi, diciamo, rapidi, quanto più rapidi possibile, a una sostituzione. Quindi questa cosa ha dato il là poi all'investimento, insomma, corposo di revisione del materiale rotabile e di quello che possiamo vedere a livello infrastrutturale, insomma, è un investimento abbastanza Sì, siamo nella cospicuo. stazione di Belluno, adesso tutto questo che c'è alle tue spalle, tutti questi, come si chiamano in gergo tecnico, Allora, voi che beh, siete esperti, dai? i fili, per così dire, si chiamano catenaria o linea di contatto, insomma, è da dove il treno attinge la corrente elettrica poi per poter circolare. E diciamo che questa è una parte dell'infrastruttura e poi ci sono delle cose che si vedono meno, magari come a Ponte nelle Alpi c'è una sottostazione elettrica che è sostanzialmente una cabina di trasformazione per prelevare la corrente dalla rete, trasformarla in continua perché la linea è elettrificata a corrente continua e portarla al voltaggio poi di funzionamento che sono i 3000 volt continui per l'appunto. Ecco, se si viene in stazione di Belluno si può notare che tutta questa infrastruttura abbastanza ingombrante, Sì, importante insomma, che è hai, importante, è ecco, alle importante. tue spalle, non c'è se solo facciamo qualche metro in direzione di Esatto, Feltre, si arriva fino al passaggio a esatto, livello poco vicino a via oltre, sì. Feltre e poi da lì la linea è tutta libera La come prima. linea è come lì E prima. lì si sta lavorando su quel Lì versante. si sta lavorando, esatto, adesso si sta lavorando nelle stazioni di Santa Giustina per fare un sottopasso, si sta lavorando lungo la linea, ci sono dei lavori in corso di sboscamento, diciamo, delle opere minori preparatorie, poi all'elettrificazione anche del ramo verso Montebelluna. Quindi insomma l'auspicio è che nel giro di un paio d'anni si arrivi a completare il famoso anello basso e a chiudere con l'elettrificazione, diciamo, questo anello ipotetico del Veneto, insomma. E poi ci sarebbe Ponte nelle Alpi, Poi ci Calalzo. sarebbe Ponte nelle Alpi Calalzo, sì, che al momento non è ancora, è ancora su carta, non è ancora contemplata come opera da fare. Noi auspichiamo il prolungamento lato Calalzo e quindi un investimento anche su quel fronte per un'elettrificazione, sì. Che sarà un po' più complicato, vero, dal punto di vista tecnico. Sarà un po' più complicata, sì, anche se in realtà diciamo, la parte più complessa della linea è la parte a sud di Feltre,
per assurdo, perché comunque è una linea, si parla del 1886 quando è stata inaugurata, quindi le infrastrutture erano quello che erano, le opere sono quelle dell'epoca, pur manutentate e tutto, però ci sono dei limiti oggettivi che vanno superati. La linea di Calalzo è relativamente giovane, è del 14, l'ultimo tratto, quindi sì, ci sono sicuramente dei punti da rivedere, delle opere da fare, però forse è meno impegnativa di quello che potrebbe sembrare. Diciamo che ad oggi non è così fondamentale elettrificare, l'importante è garantire un buon servizio, questa è la cosa veramente importante. Ecco, voi Treni Belluno, così ci dici un po' chi Sì. siete diventati famosi con i vostri puntualissimi rapporti sulla puntualità, Esatto, scusa il gioco di parole, però Esatto, sì. avete offerto agli utenti, ma anche ai politici, un quadro settimana per settimana, giorno per giorno, anche di quanto male, diciamolo pure, andavano i treni 5 anni fa, perché si era a un livello di puntualità, ricorda? Ma diciamo attorno al 70%, dove per puntualità si intendono gli arrivi entro i 5 minuti dall'orario previsto, quindi diciamo dei livelli molto bassi, un numero di cancellazioni, quindi di corse proprio non partite o soppresse durante il viaggio veramente molto elevato. Ecco, poi è stata decisa questa cosa della rottura di carico, che vuol dire il cambio obbligatorio a Conegliano da una parte e a Montebelluno dall'altra, perché questo consentiva di avere quassù da noi, dove abbiamo maggiori pendenze, eccetera, dei treni più in grado di Un po' farcela, più no? performanti, sì, perché il classico convoglio precadenzato, quindi la locomotiva, la 445 con le 5, 4, 5 vetture, cominciava a essere, diciamo, al limite della prestazione della macchina, o per obsolescenza del materiale. Quindi la rottura di carico ha dato, diciamo, un po' di respiro a queste macchine, consentendo l'utilizzo prevalentemente in pianura, quindi limitandole a Montebelluna, e usando sulla parte alta, diciamo, della linea le automotrici, che sono quelle che ci sono adesso alle tue spalle e che verranno presto, diciamo, sostituite dall'elettrico, insomma. Ecco, e questo, Mattia, ha comportato un netto miglioramento della puntualità, vero? Sì, cioè adesso gli indici di puntualità oscillano comunque sopra il 95% o quasi sempre, insomma, ad occasione di eventi atmosferici o di situazioni comunque per lo più esterne, che alla circolazione la puntualità è veramente molto alta e, diciamo, in linea con le più moderne linee ferroviarie anche d'Italia e anche d'Europa, oserei dire. Sì, vorrei dire comunque che chi ha necessità di spostarsi per lavoro, per impegni, Sì. ha bisogno Ha bisogno di della puntualità, puntualità. infatti è proprio la regolarità del servizio era la cosa principale. La rottura di carico, pur con la rottura di dover cambiare il treno così, comunque ha garantito questa Certo. regolarità di servizio. E Sì. ascolta Mattia, però in cambio ci ha dato lo scotto da pagare del cambio, che vuol dire che se uno ha valigie deve scendere, Certo, aspettare è l'altro treno, insomma, oggettivamente molto scomodo. è molto scomodo, ma anche del prolungamento dei tempi di percorrenza, Assolutamente perché li abbiamo sì, visti tutti assolutamente aumentare. sì. Si parla di circa un quarto d'ora sia a Montebelluna che a Conegliano per consentire il corretto interscambio tra i due treni, e fortunatamente questa rottura di carico, perlomeno lato Conegliano per andare a Venezia, insomma, sparirà nei prossimi giorni. E quindi queste corse di cui parlavi prima saranno almeno un quarto d'ora più veloci Sì, rispetto a circa, prima. sono mediamente 12 minuti più veloci rispetto In 2 ore, all'orario insomma. attuale. Belluno-Venezia, Due Venezia-Belluno in 2 ore, ore. minuto Insomma. più, minuto meno, sì. Però, come dicevi, su treni comodi, un Su viaggio che treni sarà un comodi. lusso. Beh, insomma, sì, si parla di treni moderni con tutti i comfort del caso, e decisamente è un bel passo avanti. Treni su Insomma. cui si può lavorare, per esempio. Treni su cui si può lavorare, hanno le prese per la corrente, hanno adeguati spazi, hanno i bagni, hanno tutto nuovo e funzionale, un trasporto biciclette garantito su tutte le corse, quindi insomma ci sono diversi vantaggi, direi. E voi nel vostro comunicato relativo alla mostra di cui alle iniziative, non solo alla mostra di cui diciamo tra un attimo, avete sottolineato che comunque questa novità va intesa come un primo passo. Sì, assolutamente sì, nel senso che è un gran primo passo per essere un primo passo, però deve essere l'inizio di una serie di altri ragionamenti. Una parte verrà a compimento con la continuazione dell'elettrificazione lato Montebelluna, quindi col completamento dell'anello di cui si diceva prima, perché solo allora sarà possibile una revisione, diciamo, più approfondita dell'orario e di tutto lo schema orario, perché a quel punto si dovrà andare a rivedere l'orario un po' di tutto il Veneto, nel senso che è un concetto magari un po' difficile da comprendere per chi non è del settore, per chi non ha dimestichezza, però cambiare l'orario di un treno a Belluno comunque ha delle conseguenze anche su tutto il resto della rete, perché attraversiamo dei nodi molto trafficati come possono essere Conegliano, Treviso, Castelfranco, Venezia stessa, che richiedono una revisione globale dell'impianto orario. Quindi con l'elettrificazione completata almeno sull'anello basso, allora si potranno rivedere in maniera seria
tutti gli schemi di orario. Ma sarà con un questo bel stai passo. dicendo che forse si potrebbe anche rosicchiare qualche minuto sulle Si potrebbe percorrenze? anche rosicchiare qualche minuto, o comunque gestire diversamente alcuni servizi. Chi brontola, che dice vabbè adesso abbiamo speso tutti questi soldi per Mhm. l'elettrificazione, va bene, avremo il treno diretto, sarà anche più comodo, ma solo un quarto d'ora guadagnato è troppo poco. Sì. Ecco, perché non si riesce a correre di più? Perché non si riesce a metterci meno? Visto che il Allora, treno elettrico potrebbe anche correre di sì, più il dell'altro, treno elettrico è abilitato a correre a 160 km/h. mentre prima? Il diesel è limitato a 130. Il problema è che da Conegliano in su comunque la velocità di linea non consentirebbe queste velocità e quindi non sarebbero comunque sfruttabili. Si può sfruttare un po' di accelerazione in più, nel senso che il treno elettrico ha un'accelerazione discreta rispetto al diesel. Il vero problema è, uno, l'infrastruttura, nel senso che per come è conformata la linea, anche con degli interventi, comunque non è pensabile un aumento di velocità così significativo da rosicchiare più di qualche minuto qua e là. E poi c'è una questione proprio diciamo di concetto, che è un po' l'effetto rete, nel senso che la linea Belluno-Venezia è inserita in un contesto di rete che è l'orario cadenzato di tutta la regione del Veneto, e al netto che in futuro magari ci potranno anche essere delle frecce che arrivano a Belluno, cioè non è un'ipotesi da scartare, nel senso che adesso la linea elettrica consentirà anche queste ipotesi, però noi dobbiamo pensare al trasporto pubblico come un trasporto pubblico locale, e quindi a una rete di trasporti che consenta a chiunque di muoversi relativamente comodamente in tutta la regione, e quindi proprio per un effetto rete è necessario incastrare tutte le linee in tutti i nodi in modo da riuscire ad avere gli dovuti interscambi. E poi c'è da considerare l'ultima cosa, che comunque le linee diciamo di pianura, quindi da Conegliano in giù, sono comunque al limite della capacità, perché ci sono dentro treni a lunga percorrenza internazionali, nazionali, treni merci e comunque treni regionali di cui stiamo parlando, insomma. Ma ascolta, voi che siete esperti, perché so che se ti interrogassi sulla lunghezza delle singole gallerie probabilmente la sai, ecco, e anzi sai cosa faccio? Ne approfitto per salutare un vostro amico, che è anche nostro amico, che è Gianluca Zandanel, che è stato... Che è sicuramente molto contento di questo saluto. Ecco, e Gianluca è stato per molti anni collaboratore nostro, anche dell'Amico del Popolo, quindi insomma siamo veramente amici suoi. Ecco, volevo chiederti questo, ma tu prima parlavi di limiti strutturali della linea, no? Ma di cosa parliamo? Delle pendenze, dei raggi di curvatura? Entrambi, pendenze, raggi di curvatura, e proprio la configurazione, anche la distanza tra le stazioni, ad esempio, nel senso che la linea è a binario unico, c'è la necessità di fare degli incroci, la necessità di dover incrociare i treni su una linea a binario unico, e il distanziamento che c'è tra le stazioni comunque comportano che lo schema di orario sia fatto in un certo modo. Quindi non è che le cose cambierebbero molto se prevedessimo dei tratti a doppio binario per consentire gli scambi, insomma. Cioè sì, allora in quel caso lì si cambierebbe di molto, ma cioè, bisogna chiedersi se il gioco ne vale la spesa, perché comunque si parla di pochi minuti risparmiati a fronte di un investimento ancora più oneroso di quello che è già stato. Diciamo che noi anche a livello di appassionati abbiamo fatto delle simulazioni, delle prove nel costruire quello che poteva essere l'orario che entrerà in vigore, e diciamo ci siamo proprio schiantati su dei limiti oggettivi, nel senso che per velocizzare una tratta si sarebbe penalizzata molto l'altra, si sarebbero dovuti sacrificare delle fermate a favore di altre, cioè delle cose che comunque avrebbero fatto venire meno quell'effetto rete di cui parlavo prima, insomma. Vabbè, però insomma siamo onesti, se adesso pensi che per andare in macchina a Venezia, cioè, comunque ci si mette più di un'ora, Sì. poi probabilmente si è costretti a parcheggiare lontano, il Sì, parcheggio costa almeno 25 euro, e in più sei fuori e devi comunque raggiungere il centro, alla fine credo che Belluno-Venezia 2 ore in treno comodo, cioè, secondo me è molto competitivo, considerato che partiamo dal centro di Belluno e arriviamo a Venezia Santa Lucia, passando per il centro di Conegliano e di Treviso e di Mestre, che comunque sono tre nodi abbastanza importanti, da cui c'è accesso ad altre cose, altre infrastrutture, altre cose da fare, insomma. Quindi ok, sì, benissimo. Una cosa vincente. Sì. Avete fatto qualche conto se adesso viene conveniente andare verso Castelfranco e Padova passando per Treviso? No, probabilmente Sempre no. Belluno-Venezia? Sì, in No, attesa al momento è conveniente via Conegliano, sicuramente. Al momento è conveniente Sì. via Conegliano? Sì, sia chilometricamente che a livello di tempo. Cioè chi dovesse andare a Castelfranco Padova gli conviene venire giù di qua? In questo momento qua sì, poi considerato che c'è la linea chiusa da Belluno a Feltre per dei lavori, e quest'estate sarà chiusa anche fino a Montebelluna, quindi sì, sarà autosostituita, quindi sicuramente è vincente via Conegliano. Perfetto. In un futuro, con l'anello chiuso elettrificato, sarà da capire, perché là appunto ci sarà la possibilità di costruire degli orari veramente ex novo, rivalutando bene tutti gli orologi di stazione dei vari nodi, quindi insomma noi auspichiamo il completamento di questi lavori il prima possibile per poterci
per poterci lavorare, insomma. Eh sì, beh, insomma, per poterci lavorare, quando voi parlate di ragionamenti che fate voi, bisogna che sottolineiamo che i vostri ragionamenti poi vengono tenuti in conto molto seriamente dalle autorità, dai politici, da Trenitalia, perché a me è capitato di parlare con i vertici regionali e mi hanno rivelato che molte volte chiedono consiglio a voi, insomma, di Treni Sì, Belluno. non ti nascondo che è così, nel È una senso cosa... che Siete degli diciamo appassionati. che sì, Treni Belluno è nata un po' per gioco, perché io ho fondato, è nato come un sito internet Sì, inizialmente, è nato un po' per gioco, io ero alle superiori, era un passatempo da dopo scuola di appassionati di ferrovia. Però effettivamente negli anni si è costruita comunque una rete di persone, di competenze, anche, no, devo dire, di competenze veramente molto elevate, un po' su tutti i fronti, quindi sia sulla storia che proprio sulla costruzione degli orari e su come funziona la ferrovia proprio nel suo intimo. E questo comunque ha portato ad avere una certa credibilità con le istituzioni sia locali che con la regione che con Trenitalia, effettivamente. ma devo dire che avete anche un approccio molto istituzionale, diciamo, Sì, anche nei sì, commenti su Facebook. sì, sì, Riuscite sì. ad essere tecnici, distaccati, Sì, molto ci precisi, ci molto proviamo e sensati, ci insomma. teniamo molto a questa cosa, proprio per mantenerci comunque, diciamo, al di sopra delle parti e cercare di dare comunque una visione oggettiva, Ma ecco. questo vi rende interlocutori Sì, sì, interessanti, sì, no? sì. Quanti sarete? Quanti siete? Allora, come nucleo storico siamo in 4, che sono i fondatori sostanzialmente, e poi ci gravitano un altro bel numero di persone sparse un po' in tutta Italia. Ma noi lo diamo volentieri il consiglio, cercate Treni Sì, Belluno sì, su Facebook, assolutamente. cercatelo su internet perché comunque le Assolutamente, è informazioni che una... questi giovani vi Pensiamo danno. che sia una buona fonte di informazioni, Ma ecco, sì. sì, perché se c'è qualche problema sulla linea, se c'è qualche Sì, sì, sì. motivo di un ritardo, le cose, voi Sì, sì, riuscite sempre a veniamo informare. interpellati spesso, ma anche banalmente per delle informazioni anche, diciamo, quasi turistiche, proprio, ma se arrivo a Belluno come funziona, il trasporto delle bici, è una serie di informazioni che magari nei Caspita. canali istituzionali magari è un po' più difficile trovare alle volte e capita, insomma, che veniamo coinvolti. Adesso voi, appunto, in occasione di questo 13 giugno fatidico, Sì, avete preparato con Ferrovie Arrugginite una serie di esatto. iniziative. Velocemente descrivici cosa succederà, sono Ma spalmate su 2 o 3 giorni, no? sì, l'evento è strutturato su 3 giorni, si parte venerdì 11 il pomeriggio e per concludere domenica nel tardo pomeriggio. E sostanzialmente si tratterà di occupare quello che era l'ex magazzino merci della stazione di Belluno con una mostra di cimeli, di libri, ci sarà un plastico. Una buona parte della mostra sarà relativa proprio all'elettrificazione, quindi con foto e specifiche sui lavori che sono stati fatti e un po' per spiegare alla popolazione come funziona la trazione elettrica e perché è così importante. E ci sarà un piccolo spazio per la Polfer, quindi per l'ufficio Polfer qua della stazione di Belluno e del compartimento di Venezia, che parteciperà insieme a noi con una piccola esposizione. E con la collaborazione di Trenitalia avremo a disposizione il treno Pop parcheggiato qui sul primo binario nei giorni di sabato e di domenica, aperto alla popolazione proprio per poterlo vedere, prendere, diciamo, confidenza con quello che diventerà il treno da domenica sostanzialmente.